Non ho neanche fatto i conti, perché siccome che per principio io non andrò a sottoscrivere. Questa è la convinzione del vicepresidente dell'associazione più numerosa di piccoli azionisti di Veneto Banca. Renato Barzi, storico vicepresidente della Banca del Piave e dell'Ivenza, è convinto che quel 15% di ristoro sia come accettare la carità. L'adesione pare buona. Ma io dico che loro lo diranno sicuramente per far sì che la gente sottoscriva. Noi come associazione abbiamo detto andate negli uffici preposti, nelle filiali, vi fate fare i conteggi, poi quando tornate a casa vi fate i bei conticini, magari con i familiari o qualche altro amico di competenza e avete tempo fino al 15 di marzo per decidere. Più o meno lo stesso discorso di ieri dell'Associazione dei Consumatori, che ha riunito oltre 500 risparmiatori della Banca di Montebelluna, pronta a sostenere ogni azione legale per ottenere il valore d'acquisto dell'azione. Azionisti delusi, che non credono nemmeno alle voci che darebbero imminente l'offerta di titoli della banca garantiti dallo Stato come ulteriore rimborso, pur di fermare la pioggia di citazioni in tribunale. Non lo so, perché se lo Stato veramente potrebbe garantire, come che nella Costituzione dovrebbe fare veramente un passo da gigante per garantire veramente i risparmiatori di dar dietro i soldi che hanno perso. Intanto, da vicepresidente, annuncia lo scioglimento dell'associazione, con la prospettiva di fondersi con le altre associazioni per fare massa critica. E a proposito di fusioni, è caustico il giudizio su quella in corso tra Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Noi già da 2 anni sapevamo di questa cosa, eravamo al corrente, siamo sempre stati un po' contrari. Quello che ci rammarica molto è che la politica, e in particolare la politica veneta, su questo particolare non ha mai fatto niente.